Benvenuti cari amici di Pronto e Servito, io sono Angelo e oggi prepareremo questi deliziosi agnellini pasquali realizzati con la pasta di mandorla, quindi rimanete con me che iniziamo subito a prepararli. Prima di iniziare, come sempre vi ricordo che se non siete iscritti al canale potete farlo adesso, schiacciate il pulsante giù iscriviti e la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle prossime ricette. E adesso possiamo iniziare. In una pentola inseriamo 135 ml di acqua e 400 g di zucchero e a fiamma moderata aspettiamo che lo zucchero si sciolga. Quando lo zucchero si sarà sciolto possiamo aggiungere la farina di mandorle. Diamo una mescolata e spegniamo i fornelli. Aggiungiamo poi una busta di vanillina e infine qualche goccia di aroma mandorla amara. E terminiamo di impastare. Adesso apriamo un po' l'impasto per farlo stemperare, dopodiché termineremo di lavorarlo a mano. Una volta stemperato lo andiamo a compattare con le mani. E tagliamo in due l'impasto. Con la pasta andiamo a creare una forma conica, in questo modo. E adesso andiamo a preparare lo stampo. Andiamo ad inserire un foglio di pellicola trasparente. Questo eviterà che l'impasto si attaccherà allo stampo. E adesso iniziamo a preparare il nostro agnello partendo dal viso. Inseriamo la parte a punta del nostro cono di pasta proprio nel viso, affinché non restano spazi vuoti. Adesso chiudiamo lo stampo e dobbiamo esercitare pressione. L'impasto in eccesso lo andiamo a tagliare con un coltello. Tirato fuori il nostro agnello, andiamo a togliere tutta la pasta in eccesso. E il primo agnellino è pronto. Adesso lo mettiamo ad asciugare, dopodiché lo dobbiamo semplicemente pitturare. Ora ripetiamo lo stesso procedimento anche con l'altro. Quando si saranno asciugati possiamo dipingerli. E adesso mescoliamo un po' di acqua con un po' di zucchero a velo. Questo ci servirà come collante. Deve essere molto denso. Così. Adesso prendiamo un cestino e lo andiamo a spennellare con lo zucchero a velo che abbiamo preparato precedentemente. Ed inseriamo gli agnelli. E spargiamo sulla base uno strato di granella di pistacchi. Servendoci sempre dello zucchero a velo come collante, inseriamo anche le decorazioni. E infine aggiungiamo gli stendardi. E adesso i nostri agnellini pasquali sono pronti per essere gustati. Pronto e servito! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se non sei iscritto al canale, prendi in considerazione l'idea di farlo. E adesso ti lascio ai prossimi video.